e buona festa dell'Immacolata, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Le pallavoliste intossicate da monossido di carbonio stanno tutte meglio, ma la gara tra Volley Zafferana e Milazzo finisce in tribunale. La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. Il presidente dell'altra squadra di Zafferana dice: Palatenda non ha norma, noi giochiamo a Ragalna. A Corleone in lutto stasera, veglia di preghiera per Lucia e Giuseppina, madre e figlia, vittime della disperazione per la disabilità vissuta in famiglia senza assistenza. La fondatrice di Parlautismo, Rosi Pennino: le istituzioni ascoltino la nostra voce. A Siracusa un agente di polizia penitenziaria aggredito in carcere da 8 detenuti e in ospedale con numerose ferite. Un pestaggio organizzato, denuncia il sindacato. La più mattiniera processione d'Italia per la festa dell'Immacolata anche oggi a Calatafimis e Gesta nel Trapanese. Alle 4:30 il borgo si è illuminato grazie alle migliaia di ciaccule, le fiaccole portate da piccoli e grandi. Ad Acireale il presepe napoletano del Settecento, nella cripta della chiesa di San Sebastiano, la più grande e famosa natività del sud. Visitarla è un'esperienza coinvolgente tra arte e tradizione. Anche in questa giornata di festa sempre più siciliani scelgono i mercati rionali per acquistare frutta e verdura, tentando di arginare il caro prezzi. Calcio sulle ali di Poyampalo, una doppietta dell'attaccante finlandese spiana la strada al Palermo che vince 3-1 al Castellani di Empoli. 7 punti in 3 partite per i rosanero che tornano in corsa per la promozione diretta. In Serie C il Catania si gode il primato ma non allunga in classifica. Il Benevento passa a Cava dei Tirreni e resta a -2 dai rossazzurri di Toscano. Ben trovate, dunque grazie al cielo le pallavoliste intossicate da monossido di carbonio a Zafferana e Tenea stanno tutte meglio, ma la gara tra la squadra di Zafferana e Milazzo finisce in tribunale. Tonino De Mana. Fortunatamente abbiamo scampato una tragedia, stiamo tutti molto meglio e rimane solo l'amore in bocca di quel che sarebbe potuto essere, ma fortunatamente non è stato, quindi guardiamo avanti con un'altra ottica e vi rinnovo i ringraziamenti. Sta bene, rassicura e ringrazia tutti Maria Laura Panetta, l'atleta del Volley 96 Milazzo, colta da malore durante la gara con la SD Zafferana Volley per le esalazioni da monossido di carbonio. Di sicuro qualcosa al Palatenda di Via Manzoni non ha funzionato ed il riferimento è all'impianto di riscaldamento finito sotto sequestro dopo un'accurata relazione dei vigili del fuoco. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, ipotizzando il reato di lesioni colpose. Oltre a Maria Laura Panetta, altri 14 sono finiti in ospedale, per 8 è stata addirittura attivata la camera iperbarica. Situazione inaccettabile per Danilo Lizio, presidente della SD Pallavolo Zafferana, squadra militante in Serie B2 ma costretta ad emigrare a Ragalna. Avendo fatto una richiesta ufficiale al comune con una PEC di giugno 2025 non ho avuto alcuna risposta in merito alle autorizzazioni del Palatenda. Evidentemente queste autorizzazioni non ci sono, anche perché se ci fossero e io non hanno informato la squadra più titolata del paese e quindi ha impedito di giocare a Zafferana, sarebbe credo ancora più grave. È un fiume in piena Lizio, secondo cui il Palatenda non doveva neanche aprire i battenti. Credo anche che al di là degli impianti che sono all'interno del palazzetto ci sia anche un problema all'esterno, perché ho sentito tante volte i vigili del fuoco dirmi che le vie di fuga non sono assicurate. La partita tra ASD Volley Zafferana e Milazzo, ferma sul punteggio di 1-1 e con il parziale di 3-5 a favore della squadra ospite, proseguirà in tribunale. A Corleone, in segno di lutto, stop alla processione dell'Immacolata. La comunità si stringerà stasera in una veglia di preghiera per le anime di Lucia e Giuseppina, madre e figlia vittime della disperazione per la disabilità che ha portato al gesto estremo. Maglio viola.
Anche il simulacro della Madonna dell'Immacolata di Corleone piange la tragedia che si è consumata nel centro del Palermitano. Niente processione oggi per le vie della cittadina, nonostante la tradizione dell'8 dicembre non sia mai stata interrotta prima. È un segno di lutto forte quello della comunità corleonese e della diocesi di Monreale, per stringersi nel dolore dopo che Lucia Pecoraro, una donna di 78 anni, ha ucciso strangolandola la figlia disabile Giuseppina Milone di 47 prima di suicidarsi. Le due donne prive di vita sono state trovate sabato nella loro abitazione di via Crispi, proprio a Corleone. La donna ha lasciato un biglietto nel quale chiede scusa per il gesto estremo e racconta il suo dramma. Non sapevo più come andare avanti, scrive parlando della disabilità della figlia e della vita trascorsa a cercare di occuparsi di lei. Lo stop alla processione del simulacro della Madonna è soltanto il primo cenno di lutto. Stasera il vescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, presiederà la veglia di preghiera. L'intera comunità si incontra nella chiesa di Santa Maria del Gesù a Corleone a partire dalle 21. Un dolore che non trova pace, a fronte del quale le associazioni del terzo settore ribadiscono un allarme. È un ex assessore comunale di Palermo, Rosi Pennino, presidente dell'associazione Parla Autismo e madre di una ragazza autistica, a chiedere alle istituzioni di ascoltare chi vive questi drammi e rivedere la legge sul dopo di noi che si occupa proprio dei disabili. L'ultimo saluto alle due donne sarà celebrato domani alle 15:30 nella chiesa di San Martino, sempre a Corleone. Dopo bisognerà far sì che non si spenga l'attenzione su tante altre storie simili. La tragedia di Corleone, come sentivamo, scuote le famiglie che si prendono cura dei parenti disabili. La fondatrice dell'Associazione per l'Autismo, di cui si parlava poco fa, lancia un appello alle istituzioni chiedendo di ascoltare la loro voce. Eccola al microfono di Luca Ciliberti. Direi che non è più ora di attendere. Occorre una fortissima interlocuzione con le famiglie, perché solo avendo la dimensione della loro voce possiamo avere la dimensione della costruzione di servizi reali e che rispondano ai bisogni. La tragedia di Corleone scuote migliaia di famiglie costrette a vivere ogni giorno una condizione difficile, quella di esistere un figlio o un parente disabile. Rosi Pennino, già assessore alle attività sociali del comune di Palermo, è mamma di Sara e comprende le difficoltà dei caregiver, dell'assistenza quotidiana, le paure legate all'incertezza e del futuro degli anni che avanzano. Le famiglie che spesso vivono una condizione di solitudine, le famiglie che si vedono invecchiare e che hanno paura, dopo una vita di sacrifici, di vedere nell'istituzionalizzazione, nella chiusura in qualche centro, l'unica soluzione per i propri figli. Sarebbe bellissimo sentir parlare le famiglie, i loro racconti, la loro vita, la dimensione, il peso e i loro desideri rispetto ai sostegni di cui hanno bisogno. Per questo spinge su una piena attuazione del decreto legislativo 6224 che di fatto determina l'acquisizione di tutele proporzionate al livello di sostegno di cui la persona con disabilità necessita. Dare ascolto alle famiglie che hanno l'esperienza, la sensibilità e la forza di poter dimensionare risposte che siano veramente quelle di cui hanno bisogno. A Siracusa un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un gruppo di detenuti a colpi di bastone, ferite in diverse parti del corpo, prognosi di 15 giorni. L'aggressione potrebbe essere una vendetta legata alle perquisizioni straordinarie degli ultimi giorni nel carcere di Siracusa, appunto. I sindacati chiedono pene severe per i detenuti violenti. Francesco Aloi. I detenuti uniti contro un agente di polizia penitenziaria. È l'ennesima aggressione, forse anche premeditata, nel carcere Cavadonna a Siracusa, che per la brutalità poteva finire nel peggiore dei modi. I sindacalisti parlano di un vero e proprio pestaggio. È successo che due detenuti hanno aggredito un agente, prima è partito un detenuto e poi l'altro si è accodato prendendolo a colpi di legno, quindi hanno lasciato il collega, insomma gli hanno fatto parecchio danno. L'agente è stato portato d'urgenza all'Umberto I. Sul suo corpo i segni ben visibili, tra tante ecchimosi, ferite al volto e danni all'orecchio, timpano incluso.
Tutto è accaduto nel blocco 10 che però da qui non si vede. Lì ci sono i detenuti considerati più violenti. Pensiamo possa essere anche legato a queste perquisizioni straordinarie che sono state effettuate negli istituti, dove sono state trovate droga, hanno ritirato telefonini, e quindi può anche essere che sia anche quello. Ogni volta sembra un film visto e rivisto, una situazione che, dice chi lavora nelle carceri, non può più continuare, e così si invocano pene pesanti per i detenuti violenti. Abbiamo chiesto più volte la riapertura del carcere di Pianosa e considerare le aggressioni come atto ostile allo Stato, quindi come atto terroristico. Perché il problema riguarda un po' tutti i penitenziari della Sicilia e non solo. No, allora, le aggressioni avvengono nei penitenziari in tutta Italia, non si sono fermati, sono una fase costante in evoluzione. Cambiamo pagina, eccoci all'Immacolata, la più mattiniera delle processioni d'Italia è ritornata anche stamane a Calatafimi Segesta. La città si è risvegliata al suono delle campane di San Michele per la processione dedicata alla Madonna. Alle 4:30 il borgo si è illuminato grazie alle migliaia di ciaccule, che sono le fiaccole portate da piccoli e grandi. Laura Spanò. Si è rinnovato ancora una volta il rito della processione notturna per le vie di Calatafimi Segesta dell'effigie di colei che affettuosamente e con devozione i fedeli chiamano Maculatedda per via delle ridotte dimensioni della statua. Fede, storia, folklore, c'è tutto questo nella suggestiva processione che inizia alle 4:30 di mattina dell'8 dicembre. È a quell'ora che, dopo lo scampanio delle campane della chiesa di San Michele, un lungo serpentone di fuoco alimentato dalle tipiche ciaccole di Disa a Lamperoderma dà il via alla processione più mattiniera d'Italia del simulacro della Vergine. Un serpentone umano che si snoda attraverso le vie del centro storico tra due ali di folla. Una processione a cui partecipano piccoli e grandi in un contesto reso ancora più esclusivo ed emozionante dalle vuciate alle invocazioni rivolte alla Madonna, un compito affidato ai ragazzi con voci possenti. La processione continua a essere punto focale di aggregazione non solo per i calatafimesi, ma anche un richiamo per tantissimi turisti che arrivano da tutta la Sicilia e non solo e che riempiono il piccolo borgo. Alla fine della processione, quando il simulacro è stato riportato a spalla nella chiesa di San Michele, c'è il rogo finale di quello che è rimasto delle ciaccole. Ad Acireale adesso, dove è esposto un presepe napoletano del Settecento nella cripta della chiesa di San Sebastiano. Questa è la più grande storica natività di tutto il Mezzogiorno. In anteprima con noi l'ha visitata Eva Spampinato. Considerato il presepe più grande a sud di Napoli perché è costituito da 150 personaggi e racconta la Napoli del Settecento, quella di Carlo III di Borbone. Tra le tradizioni più amate del periodo natalizio in Sicilia sicuramente c'è quella della visita al presepe, che di solito si fa in compagnia, in famiglia, con gli amici, un momento di aggregazione attorno alla figura della natività. Ma quello esposto all'interno della cripta della chiesa di San Sebastiano ad Acireale è senza dubbio molto particolare. Racconta più che la natività di per sé, la Napoli dell'epoca, quindi i vari personaggi che popolavano l'ubriacone con i danzatori, i due giocatori di carte, Zi Vicenzo e Zi Pascale, sono due uomini che giocano la più classica delle partite, quelle tra la vita e la morte. Una bella occasione per scoprire da vicino la storia, l'arte, la cultura e tutte le particolarità che rendono unico il presepe napoletano. Non tutti sanno che a Napoli, anzi a San Gregorio Armeno, nel pieno del Settecento, il presepe divenne una vera e propria opera d'arte. Le statuette sono alte circa 30 cm e sono realizzate con un fantoccio, le mani e i piedi e la testa sono in terracotta, gli occhi sono in vetro e poi sono abbigliati, vestiti effettivamente come se fossero delle marionette.
realizzeremo anche delle visite teatralizzate, quindi impersonando Carlo III di Borbone, Pulcinella e tutti i personaggi del presepe, quelli più caratteristici naturalmente. Abbiamo in mente anche un mystery game da svolgere proprio all'interno della cripta, alla scoperta insomma di un mistero che si svolgerà all'interno, e poi alcune degustazioni, respirare e vivere appunto Napoli come se ci trovassimo lì. Bellissimo, adesso reale. Anche in questo 8 dicembre di festa, sempre più siciliani scelgono i mercati rionali per acquistare frutta e verdura, tentando di arginare il caro prezzi. Francesco Aloi. Ormai ci siamo quasi abituati, tutto costa di più, dal carburante all'olio da cucina, dalla pasta alla pizza. Per questo, quando siamo alla cassa e mettiamo mano al portafoglio, la parola che viene subito in mente è inflazione. Cambi 50 euro, compri 2 cose, giornalmente non ne hai più, quindi il caro vita va che è una bellezza. Per provare a risparmiare un po' su frutta e verdura, in molti scelgono il mercato. La gente che va cerca sempre di risparmiare, perché oramai non ci può arrivare neanche a fine mese, grazie ai nostri politici italiani. I prezzi sono aumentati anche qui, sì, però in modo più contenuto rispetto alla grande distribuzione. Al mercato ovviamente i prodotti del nostro territorio ci fanno risparmiare tanto, il supermercato ormai tra l'altro non sono mai prodotti quasi nostri, quindi conviene ovviamente il mercato. Così è facile prevedere che fino ai giorni delle grandi abbuffate tra pranzi e cenoni i mercati rionali diventeranno sempre più affollati, a caccia dell'affare. Meglio ancora sarebbe quei mercati in cui c'è la presenza della vendita diretta da parte dei contadini. Quando si va a fare la spesa, meglio seguire alcuni piccoli consigli. Comprate solamente quello che vi serve. Guai fare degli sprechi, perché poi quegli acquisti, se non li consumate, andranno a male. Ottimi consigli di Trefiletti. Attesa per il secondo appello mercoledì 10, dopo il flop del primo test di medicina superato appena il 10% degli studenti di tutta Italia. Il presidente della scuola di medicina di Palermo dice poco il tempo a disposizione per la preparazione. Lorena Dolci. È stata un'ecatombe. Solo il 10% degli aspiranti studenti di medicina, odontoiatria o veterinaria ha raggiunto la sufficienza ai test del 20 novembre scorso. La prova in fisica è andata male praticamente in tutte le università d'Italia. Questi dati su Palermo e Catania. Mentre si prepara una valanga di ricorsi per chiedere l'ammissione in sovrannumero degli esclusi, da studenti e docenti piovono critiche al sistema del semestre filtro al suo debutto con la riforma Bernini. Anche il presidente della scuola di medicina di Palermo riconosce che il tempo per prepararsi è stato poco. Le lezioni sono partite il 1 settembre e sono terminate ai primi di novembre, quindi noi parliamo di semestre, ma non è un semestre, sono poco più di 2 mesi. Tra le cause del flop dei test, Ciaccio punta il dito contro la carenza di competenze che i ragazzi si portano dietro dalla scuola. Il fatto che ci sia una preparazione di base relativamente alla fisica probabilmente meno adeguato per superare un esame di fisica a livello universitario, probabilmente anche questo può aver influito. Intanto si avvicina la data del secondo appello, il 10 dicembre, per chi ritenterà la previsione del professore Ciaccio. Ipotizzo che per fisica le domande possono essere anche un po' più semplici. La ministra dell'Università, Bernini, invita a non fare allarmismi e si dice sicura che alla fine i posti in graduatoria saranno ricoperti. Incrociamo le dita per mercoledì. Adesso andiamo al Palacongressi di Agrigento, dove il liceo scientifico Leonardo ha ospitato la giornalista Cecilia Sala, che ha raccontato i 21 giorni di prigionia vissuti in Iran e ha presentato il libro I figli dell'odio. Davide Sardo. Un incontro che scuote le coscienze e fa riflettere sul valore della libertà e del coraggio. Alla Palacongressi di Agrigento il liceo scientifico Leonardo ha accolto la giornalista Cecilia Sala, una voce capace di raccontare il mondo da luoghi dove altri hanno paura di andare.
Sala ha raccontato la sua esperienza come inviata internazionale e 21 giorni di prigionia che l'hanno segnata profondamente. Ha presentato il suo libro I figli dell'odio, un'inchiesta sull'odio ereditato e la radicalizzazione dei giovani nei conflitti. Ma chiaramente è stato il periodo peggiore della mia vita, ma io sono stata molto fortunata e sono molto grata a chi mi ha portato fuori di lì in tempi molto rapidi. Ovviamente non ho mai pensato, mentre ero in quel carcere, che sarei uscita dopo soltanto 3 settimane. E c'è anche questo, perché ovviamente sarebbe stato surreale tacere come è finita quella trasferta di lavoro in Iran nel racconto dei miei viaggi in Medio Oriente. Gli studenti hanno ascoltato storie dal Medio Oriente, dall'Iran, dalla Palestina, un'occasione per capire il mondo e riflettere sul ruolo dei giovani nella pace e nella libertà. A Palermo è morto l'editore libraio Sergio Flacovio, figura illuminata e gentile della cultura. Aveva raccolto l'eredità del padre, che aveva avviato nel 1938 la sua attività con l'apertura di una libreria in via Ruggero VII, diventata soprattutto tra gli anni 60 e 80 del secolo scorso un importante cenacolo culturale. E anche Sergio Flacovio è stato un punto di riferimento per molti esponenti del mondo della letteratura, dell'arte e del giornalismo. Adesso facciamo la nostra consueta pausa, poi il calcio con il Palermo che sbanca il Castellani di Empoli e il Catania che si candida alla promozione in Serie B. State con noi, vi aspetto. Calcio Serie B, il Palermo sbanca il Castellani di Empoli e si rilancia in classifica, e i toscani dell'ex Dionisi battuti per 3-1, ancora una doppietta per Poyampalo. Marco Gullà. Questa volta il Palermo risponde presente e traccia la strada della continuità. Rosanero che espugnano Empoli con il risultato di 3-1, vittoria netta e convincente che mette il turbo al Palermo. Un successo importante, fondamentale, che la formazione di Inzaghi ha strameritato, subendo l'Empoli solo nella prima parte del secondo tempo. Ancora una volta un Joel Poyampalo decisivo con 2 reti al suo attivo che, unite a quella d'apertura di Leduaron, sigillano un risultato che consente a Rosanero di tornare alla vittoria in trasferta e soprattutto fare un bel balzo in avanti in classifica. Inzaghi tiene ancora in panchina Brunori, sulla tre quarti ci sono Palumba e Leduaron alle spalle di Poyampalo. Il gol arriva dopo soli 7 minuti. Palumbo vede in verticale Leduaron che di sinistro in diagonale mette in rete. 0-1. Il Palermo tiene al guinzaglio l'Empoli dell'ex Dionisi, così dopo pochi minuti arriva il raddoppio, angolo di Ranocchia, Ceccaroni spizza di testa e Poyampalo dal nulla arriva e indirizza in porta la palla del 2-0. Il Palermo gioca con audacia e sicurezza, però non riesce a sferrare il colpo decisivo. Nella ripresa l'Empoli accelera, Joronen fa un grande salvataggio sulla botta sicura di Moruzzi, parata prodigiosa. Inzaghi cambia Vasic e Gomez per Leduaron e Segre. L'Empoli torna in gara con il gol di Pellegri. Fantasmi che aleggiano sui siciliani. Pellegri è ancora pericoloso 2 volte. I titoli di coda però li lancia il solito Poyampalo in area di rigore. Killeristic da posizione ravvicinata non sbaglia. 1-3 e 3 punti d'oro per il Palermo. Siamo molto contenti, sapevamo che era una partita difficile, c'era da soffrire, l'abbiamo fatto, abbiamo creato tanto e ci prendiamo questa vittoria e siamo molto contenti. 7 punti in 3 partite, il Palermo può iniziare a sperare di poter riagganciare il treno della promozione diretta. I numeri premiano il Catania che si candida alla promozione diretta ma in Serie B. Solo il Benevento, vittorioso sul campo della Cavese, tiene il passo dei rossazzurri. Sergio Colosi. Classifica e numeri danno ragione al Catania capolista, che al tramonto della 17ª giornata ha assaporato a lungo la prima fuga vanificata dal gol di Simonetti nel finale di Cavese Benevento, ed è proprio la formazione sannita a 2 lunghezze la principale inseguitrice dei rossazzurri, mentre a 5 si stacca la Salernitana, fermata sul pareggio dal Trapani con una sola vittoria in 6 giornate, a testimoniare la crisi granata. A fare l'andatura però
però è sempre il Catania che ha superato in scioltezza il Crotone vincendo 4 degli ultimi 5 incontri e con una difesa blindata, un solo gol subito, quello di Cagliazzo nella trasferta di Casarano, addirittura 13 clean sheet su 17 gare stagionali e un Catania ben organizzato e di qualità che all'occorrenza sa soffrire ed essere operaio, ma anche letale e tambureggiante trascinato dal pubblico del Massimino. È un primato con firma d'autore, Mimmo Toscano, uno che non ha mai sbagliato 2 campionati di fila. Con un'infermeria sempre affollata, il tecnico calabrese ha trovato soluzioni e alternative vincenti, compreso l'ultimo spostamento a sinistra di Lunetta. Ancora 2 appuntamenti prima del Giro di Boa, domenica a Potenza e poi in casa contro l'Atalanta Under 23. Per la prossima gara torna disponibile Di Tacchio che ha scontato la squalifica, maggiore minutaggio per Raimo e soprattutto per Caturano, il grande ex di giornata. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.